Il Valsugana Volley rappresenta la prima società della città di Padova per numero di atleti tesserati in campo maschile. La dirigenza del club ha sempre puntato sullo sviluppo del settore giovanile, selezionando tecnici e allenatori di comprovata esperienza, e oggi può contare ben 7 squadre in tutte le categorie, dall'Under 12 alla prima divisione. Il settore giovanile del Vempa è una grande realtà nella provincia di Padova, perché abbiamo numerosissime squadre a livello maschile, dall'Under 12, 14, 2 Under 16, un Under 18, una seconda divisione e una prima divisione. È un grande progetto, siamo molto contenti di quello che stiamo riuscendo a fare con questi giovani. Abbiamo un settore allenatori eccezionale, la società ha investito molto sugli allenatori e dunque siamo felici di poter lavorare in questa società e in Altichiero. L'elevata qualità dei tecnici del Valsugana Volley e la collaborazione con la Pallavolo Padova di A2 attribuiscono prestigio e appeal alla società del presidente Bastianello. Il fiore all'occhiello del sodalizio rossoblù è la prima squadra denominata Vempa Cibunigas, neopromossa nel campionato nazionale di B2. Il coach Alessandro Zorzi e Filippo Amadio, nel duplice ruolo di atleta e direttore sportivo, ci parlano delle novità di quest'anno. Quest'anno la squadra è cambiata per pochi elementi, abbiamo acquistato degli innesti di valore anche se giovani. Abbiamo cambiato l'opposto viene dal Mestrino, si chiama Filippo Fusaro, abbiamo preso una banda laterale schiacciatore che si chiama Davide Grigolon da Latina, abbiamo preso poi una, secondo noi, scommessa come laterale che è Fabio Tomasello e abbiamo tanti giovani nuovi. Quest'anno per noi l'obiettivo è quello di mantenere la categoria come minimo e cercare una salvezza ambiziosa. Non stiamo andando bene in queste prime partite di campionato, abbiamo visto la prima, abbiamo perso la seconda e la terza in particolare in modo preoccupante, ci ha fatto capire che bisogna allenarsi molto meglio. In questo campionato comunque sto vedendo delle cose che non mi aspettavo, nel senso che le rotazioni, le formazioni sono molto più quadrate di quello che pensavo e quindi ci mancherebbe altro. Io devo sempre preparare la partita prima di ogni match per andare tranquilli poi. Come prima cosa è difficile di solito vedere che ci sono i doppi ruoli, giocatore e direttore sportivo. Io è 3 anni che continuo a farlo, diciamo che le cose proseguono bene e per cui la società ha deciso di farmelo continuare a fare. La squadra è stata mantenuta all'ossatura della scorsa stagione, con degli innesti soprattutto dei giovani, per cercare di rinforzarla il più possibile, anche perché visto il salto di categoria che abbiamo fatto c'era la necessità di rinforzare comunque il gruppo. Per quanto riguarda poi i nostri obiettivi, diciamo che si punta a fare il meglio possibile essendo noi una neopromossa. E per quanto riguarda invece la mia posizione, quest'anno ho cambiato ruolo, è una scommessa anche per la società, sono passato da attaccante a libero, ovviamente con delle difficoltà che bisognerà superare pian piano perché per me è una cosa nuova. La Serie B2 è senza dubbio un'importante vetrina per mantenere i rapporti con gli sponsor storici e fidelizzare i nuovi partner del club. Ma l'obiettivo primario della società è quello di coinvolgere, far divertire ed educare i giovani con lo sport. Il nostro obiettivo è innanzitutto di non perdere i ragazzi, nel senso che vengano il più possibile i ragazzi a giocare a pallavolo e che si divertano. Questo è il primo nostro grande obiettivo. Dopo più vanno su come livello di gioco meglio è, se riusciranno ad arrivare in B2 da noi meglio, se ci sarà qualcuno che è più fortunato e riuscirà ad andare in Serie A saremo sempre più felici, però ripeto il nostro obiettivo è che i ragazzi giochino a pallavolo e si divertano. Il settore giovanile su cui abbiamo cominciato a metterci le mani circa 5-6 anni fa, ha cominciato adesso a produrre qualche talento interessante. Già la squadra di stasera, il centrale Giacomo Friso, ha fatto praticamente tutta la trafila dall'Under 13 fino alla B2. Abbiamo un ragazzo, Filippo Boesso, che quest'anno è con la Sisley, abbiamo un ragazzo, Riccardo Bortolini, che è con Padova, fa la 18 di Lega, la Serie D. In più ci sono degli altri ragazzi molto interessanti, soprattutto in Under 16, ma non dico col nome che altrimenti si montano un po' troppo la testa. L'idea era quella di fare una salvezza tranquilla, poi il campionato di B2 è un campionato molto particolare dove ogni partita nasconde insidie, per cui vediamo cosa viene fuori, intanto salviamoci.